Assessore Bini, sullo Zoncolan ci sono i presupposti per avere finalmente una pista da sci nordico degna della Coppa del Mondo? Beh, assolutamente sì. Oggi ho avuto la fortuna di visitare quella che sarà la pista, quello che sarà l'anello indicato come pista per la Coppa del Mondo di appunto sci nordico, un posto assolutamente meraviglioso. Lo Zoncolan, anche d'estate abbiamo avuto modo di apprezzarlo oggi in autunno, è un luogo meraviglioso, quindi io davvero voglio ringraziare l'intera famiglia Di Centa per la tenacia che ha dimostrato in questi anni nel portare avanti questo progetto. Oggi c'è stata la visita anche di questo tecnico internazionale atto all'omologazione della pista stessa, sembra abbia dato un parere positivo, quindi noi siamo molto felici. Ecco, quest'opera rientrerà in tutte quelle che sono una serie di opere necessarie per valorizzare non solo in Friuli Venezia Giulia, ma in tutta Europa, in tutto il mondo, quello che è il contesto della montagna della nostra meravigliosa regione. Quindi sono giornata molto positiva. Forse è un po' più facile che lavorare con me.